Andrea De Cecco, oggi seconda partita in cui rientri a gioco nella ripresa a gioco iniziato, un pareggio che a un certo punto ci mancava solo la beffa di addirittura perdere dopo che abbiamo fatto quasi un tiro al bersaglio per un po' di tempo, però era stregata la porta del Fontanelle. Che partita hai visto? È una partita, come ha detto lei, a tratti a senso unico. Il portiere veramente, non solo il portiere, ricordo anche un salvataggio sulla linea del loro capitano. Dico, hanno salvato più riprese il risultato. È chiaro che quando la palla non entra è difficile poi, no? E infatti è un peccato perché di occasioni abbiamo avute tante e quindi ne bastava una. Sì, abbiamo preso, lo ricordiamo, anche una traversa, Sì. Un gol annullato. Se ce lo spieghi, perché noi non abbiamo capito. Allora, praticamente è successo questo: l'arbitro ha dato il fallo e il nostro compagno ha chiesto se poteva battere subito. Come capita spesso, l'arbitro dice sì, basta che non chiedi la distanza, però c'è stata una munizione e la munizione prevede che il gioco venga ripreso con il fischio dell'arbitro. L'arbitro è andato un attimo in confusione e dopo è stato redarguito dal guardalinea. Perciò Questa è stata la spiegazione che ci hanno dato ed effettivamente bisogna ricordare che è stato munito il loro difensore. penso che oggi comunque il Portogruaro non poteva fare di più, insomma le ha provate tutte, come hai detto tu, insomma il portiere ha tirato fuori delle palle che ormai sembravano dentro. Diciamo che la nota positiva è che tutte le prime hanno pareggiato. Sì, se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno va bene così, non abbiamo, tra virgolette, perso la nostra posizione. Se vogliamo vedere il bicchiere mezzo vuoto, oggi era la giornata giusta per staccare ulteriormente la seconda e la terza via Scorelli. A mio modo di vedere, vista la prestazione, comunque la mancanza solo della rete decisiva, cerchiamo di rimanere positivi e vedere il bicchiere mezzo pieno. Chiudiamo allora con una nota su di te. Come stai? Perché insomma ti abbiamo visto la seconda volta, come abbiamo detto prima, oggi. Tu sei sempre a disposizione del mister, basta che chieda di entrare in campo? Assolutamente sì, la rosa è molto competitiva, io sono il giocatore più esperto, più anziano e quindi devo anche dare l'esempio. Sono 4 anni che sono qua, sono legato a questi colori e quindi senza fare polemiche, ogni volta che il mister mi chiamerà in causa o meno io sarò a disposizione. Allora, visto quello che hai detto, voglio approfittare senza metterti in imbarazzo, visto che hai la possibilità di fare dei paragoni. Il Portogruaro di quest'anno ha un qualcosa in più delle edizioni precedenti? Beh, sicuramente la rosa vestita è molto, molto qualitativa. Gli anni passati la squadra era sempre buona, purtroppo la rosa, e lo vediamo anche negli allenamenti, quest'anno ci alleniamo sempre in 24, 25, siamo in 26 rosa, teniamolo conto. Gli anni passati la rosa era più ristretta e capitava, come succede spesso, che uno per un indolenzimento, uno per un altro problema fisico ti allenavi in 17-18, le cose cambiano, quindi questo fa innalzare la qualità degli allenamenti e la disponibilità della rosa per il mister. Bene, grazie Andrea. Grazie a voi.